Si era allontanato dalla sua abitazione ad Altivolo lo scorso 2 aprile, di lui poi si erano perse le tracce. L'auto era stata ritrovata a Castelfranco, parcheggiata e chiusa a chiave. Daniele Mocellin, 34 anni, è stato trovato privo di vita, il corpo recuperato dai vigili del fuoco nel fiume Santerno a Imola. A dare l'allarme un passante che ha subito allertato i soccorsi e i carabinieri. Al momento non vi sarebbero indizi legati ad una colluttazione con un'altra persona, ma la Procura di Bologna ha disposto l'autopsia per accertare le cause della morte. Per ora nessuna ipotesi viene scartata. Dopo la scomparsa l'uomo era stato avvistato a Bologna, poi più nulla fino al tragico ritrovamento. La famiglia si era rivolta anche alla trasmissione Chi l'ha visto, che aveva lanciato un appello. La mamma e la sorella pensavano potesse essere andato fino a Roma per salutare Papa Francesco, un'ipotesi legata al suo legame con la religione. L'uomo lascia 4 figli. Epilogo tragico anche per la scomparsa di Antonio Strippoli, 75 anni, di Cairano San Marco, che si era allontanato dalla sua abitazione. Era uscito con la sua bici per fare il consueto giro, ma a casa non è più tornato. Ad aiutare le ricerche numerosi messaggi postati sui social, ma del 75enne non si era più saputo nulla fino al ritrovamento del corpo in un bosco di Via Rive a Montebelluna. La salma è stata portata all'obitorio dell'ospedale cittadino. La procura ha già firmato il nulla osta per le esequie che si svolgeranno nei prossimi giorni.